Dall'altra parte Mister Shortino invece sceglie di scendere in campo con Tony Presti, Giacomo Voltaggio, Tony Costanzo, Lanza e lasciamo per ultimo il grandissimo ex Peppe Alongi, lui che qui in maglia rosanero ha fatto tanto bene. Adesso vediamo il signore Sparacello pronto per fischiare. Pioppo che arriva a questa sfida con le vittorie contro Libertas Zaccagnini, Veretoro Cosme e Damiano in Coppa. L'Atletico invece di Rosanero hanno vinto il doppio scontro con Futsal Emiri e Correa Sports, però a differenza dei giallo-verdi hanno perso una partita in Coppa contro il Real Sports e proprio invece le ha vinte tutte 4-4, insomma è una squadra molto forte e anche la classifica effettivamente dà queste vibes, perché il campionato il Pioppo è al primo posto mentre invece il Paio Futsal è al secondo, soltanto 2 sono invece i punti che li separano, ma settimana prossima ricordiamo sempre qui su Canale Sportisoli lo scontro sempre al Taccia Stadium tra Palermo Futsal Club e Pioppo Futsal. Nel frattempo si attende l'arrivo da parte delle... C'è Presti Giacomo sul pallone, sarà lui il primo a battere, signor Sparacello ha guardato tutti, le porte le ha guardate, le ha sistemate e adesso si attende soltanto il fischio da parte del direttore di gara per iniziare questa bellissima sfida con una cornice di pubblico meravigliosa, con 2 formazioni che vedono sicuramente ben alto in categoria. Inizia adesso la sfida. Voltaggio, Lanza, pallone in alto, Chinnici con Presti Giacomo, il primo duello tra i 2 calciatori e poi Lanza spazza dello scontro tra numeri 10 Chinnici e Presti Giacomo, fanno vedere il primo duello tra i 2. Raccampo a centrale, la Fiora con Voltaggio sicuramente ha maggiore fisico rispetto al centrale del Pioppo, però sulla tecnica e sulla rapidità probabilmente Voltaggio ha qualche cosa in più. Franco rientra, Alongi molto bravo, poi Tony Costanzo molto bravo qui ad andare sul pallone, quindi si riparte con Umberto Voltaggio, Lanza, Alongi, dopo 50 secondi abbiamo subito delle occasioni. Voltaggio bravo qui ad andare al centro, poi scambia con Alongi, 1-2 che si concretizza, o meglio sperava si concretizzasse Roberto Lanza, ma il pallone termina in out. E dunque Franco, anche lui un altro ex come d'altronde Alongi, questa volta però il passaggio è sbagliato perché la Fiora ha fatto un movimento opposto, panchina quindi per Gabriele Gennaro che potrebbe fare il suo ingresso nei prossimi minuti, così come Sujan. Sono 2 giocatori che diranno sicuramente la loro. Nel frattempo Costanzo qualche problema forse con i guanti perché li sostituisce con Cumina che lo ha aiutato. Guarda anche Mister Shortino dicendo non capisco il motivo, ma Tony Costanzo ha voluto cambiare i guanti e vedremo se effettivamente è una scelta che poi si concretizzerà o meno, vedremo, forse per scaramanzia, forse qualcos'altro, non lo sappiamo, ma un portiere come Tony Costanzo ha sicuramente un'esperienza da vendere, anche probabilmente non me ne vogliono gli altri portieri, ma sicuramente nella top 3 dei portieri di questo campionato, forse anche il migliore, però insomma. Costanzo per Presti Giacomo, bella aggancio, può calciare Chinnici, si frappone tra lui e la porta. Franco tocca con il braccio di Alongi, ma si continua poi. Presti Giacomo, palla fuori, però c'era un tocco con il braccio. Poi calcio d'angolo battuto rapidamente da Alongi, però forse c'è stato qualche problema. Si riparte quindi con rimessa dal fondo con Agostino Raccampo, palla incollata tra le braccia, trova Capitan La Fiora, poi Pisani con il primo pallone toccato, Pisani fa tutto solo, La Fiora, Chinnici vede Franco, l'ex di turno,
questo pomeriggio. Chinnici va sul mancino veloce, più veloce di La Fiora, poi mette dentro e tu ripesteggiamo un po' di partire, allarga il gioco, Lanza rientra sul destro, vuole fermarlo, La Fiora non riesce, poi Chinnici molto bene. Voltaggio, Lanza vuole scatenare la sua tecnica, poi Pisani lo stende, molto bravo Roberto Lanza, ex Città di Canicattì, ma anche Palermo Calciacimpa, ti dico Monreale, insomma un giocatore che ha fatto tanti campionati in queste categorie, anche superiori, molto veloce, molto tecnico, si guadagna questo calcio di punizione. Vediamo chi batterà, sempre proprio lui, con il voltaggio che rimane dietro. Vediamo anche Alongi sul lato destro, con Franco che fa cenno al mister di oggi, Fabio D'Alessandria, che mi diceva ovviamente di stare attento. Andrà Lanza, brutta conclusione, La Fiora, voltaggio, apre nuovamente Lanza e poi Pisani mette a deviarsi, poi Lanza rischia un po' il contrasto e Pisani molto bravo poi con il fisico, poi tecnica, voltaggio. Chiedi anche scusa al 22, forse sono scontrati. Franco, finta e controfinta su Alongi, sceglie la velocità, è molto rapido ma Alongi in scivolata è carichissimo. Bella chiusura di Alongi che sente tanto questa partita, sbaglia Franco verso La Fiora, un po' troppi errori da parte dei rossonero, forse sull'impostazione, non da loro sicuramente. Alongi e poi Franco con il braccio, e qui come Alongi in precedenza, signor Sparacello ha fatto andare, e dunque mano di Alongi, mano di Franco. Costanzo vuole che i compagni salgano tutti in avanti, Pisani con l'addome, Presti Giacomo finta di corpo, molto bene, voltaggio, Turi Presti Giacomo, tacco elegantissimo come sempre, Lanza, voltaggio, fa al centro, poi si ferma, vede infatti Roberto Lanza che alza il pallone, un po' eccessivo questo scavetto, era a campo, blocca e riparte da Franco. Al centro appoggia Pisani mettendo per La Fiora, poi anticipo di voltaggio molto bene, al momento un po' di azioni per lui, per Pisani la tocca. Presti Giacomo va sul mancino, Franco lo lascia, poi Lanza contro La Fiora, un altro passo, può calciare Pisani con la spalla, chiede anche timidamente un calcio di punizione, non c'è nulla, poi Lanza e Franco molto bravo a mettere il piede. Insomma, queste due squadre lo sapevamo, sono le due formazioni di C2, primo e secondo posto in campionato, oggi è Coppa, ma meritano chiaramente dei palcoscenici più importanti, non soltanto in campo, ma anche chiaramente il pubblico meraviglioso come sempre, sia da un lato che dall'altro, e caricano i propri giocatori. Tanto La Fiora intercetta il pallone. Pisani di ritorno, Lanza molto bravo qui. Pisani verso Franco, se punta, Franco calcia e poi Costanzo con i pugni, riflesso felino da parte del numero 1, fa una gran bella parata e dà il primo calcio d'angolo rosanero. Ci sono tantissime persone oggi, non soltanto tifosi delle due formazioni ma anche di altre squadre, quindi tanto Chinnici calcia, Costanzo blocca, dicevamo tanti tifosi neutrali, vediamo infatti anche dei tesserati delle Futsal Emiri. La Fiora vediamo questo pallone, Pisani avanza, Pisani Franco, deviazione, bravo con voltaggio, per la fine intercetta ancora Franco, può puntare Franco, buoni Costanzo, ed è calcio di punizione, ma che parata del portiere. Del calcio di punizione al limite dell'area di rigore, qui Franco ha calciato, Costanzo ha fatto una grande parata, poi Vittorio Gara ha però concesso ugualmente la punizione, forse poteva anche non dare il calcio di punizione perché Franco ha calciato in realtà, però questa è la decisione del signor Sparacello, noi chiaramente ci fidiamo, sarà quindi calcio di punizione, vediamo chi batte perché
la Fiura potrebbe andare lui, è un tiro libero leggermente più avanzato perché è esattamente equidistante dal tiro libero, dal dischetto del tiro libero, da quello del calcio di rigore. La barriera deve andare leggermente più indietro perché effettivamente è troppo avanti e infatti a questo segno fischiano intanto i tifosi del Pioppo perché a battere sarà Vito La Fiura e credo che da lì vorrà calciare. Va Vito La Fiura, Costanzo mette sul palo Lanza, solo voltaggio in barriera, forse uno schema, vediamo se calcia, è uno schema per Chimici sulla linea Lanza e poi lotta Franco, Costanzo con la tempia addirittura, Presti Giacomo è veloce ma poi direttamente tra i piedi di Raccampo. Chimici, Franco, bello quell'aggancio sui piedi di Franco, Pisani vuole movimenti, spazi, Franco cerca di darglieli, poi sbaglia il passaggio Franco, Alongi riconquista tocco in verticale, voltaggio al rimpallo, poi La Fiora, Alongi va sul chiuso, poi sul destro dando Lanza e Pisani. Raccampo subito verso Pisani, voltaggio Molfesi, Presti Giacomo, ritmi veramente molto alti, fuori Franco, dentro Sujan perché di queste partite ne ha giocate tante in Serie D, tra Coppa e campionato. Presti Giacomo, fisico, fa leva molto bene, voltaggio poi Sujan, sembra molto concentrato, il numero 8 rosanero, Ali Sujan, Alongi, bel dribbling su Chimici, poi Raccampo anche giù, forse la tocca pure Raccampo, la tocca sicuramente Chimici, anzi Chimici è molto arrabbiato, ma nel frattempo Sujan e voltaggio si dicono qualcosa, La Fiera di prendere il numero 8. Sarà quindi calcio d'angolo con Presti Giacomo che chiama anche uno schema, vediamo come lo batte il 10, lui che ha una grande tecnica, infatti è morbido il pallone verso Lanza, contro Pisani, sceglie l'interno, voltaggio sinistro, Presti Giacomo, Sujan non lo vuole fare girare, va giù e fallo in attacco di Presti Giacomo che ha provato con il fisico e l'esperienza, un po' sorriso ironico da parte del 10 che dà palla ad Agostino Raccampo ma deve darla chiaramente a Chimici dopo 11 minuti e 0-0 il risultato. Chimici cerca La Fiura ma l'anticipo di voltaggio al momento lo sta annullando al numero 9 che ricordiamo sarà invece assente in campionato. Voltaggio Lanza, Chimici in anticipo molto bene, poi Pisani, Lanza, la meglio Pisani, può avanzare Pisani, allarga La Fiora, calcia Costanzo e la parata sul primo palo da parte dell'estremo difensore giallo-verde, molto bravo qui. E al momento se il risultato è di 0-0 va dato grande merito al portiere perché ha già realizzato due parate molto importanti. Sujan, Chimici, La Fiura, finta, Alongi molto bravo, poi Chimici, un tiro quasi per liberare alla lunga per Presti Giacomo, Chimici in anticipo, uno scontro che vedremo ovviamente per tutta la partita. Lanza con il destro, Pisani con la coscia, poi Lucchese è entrato al posto di Alongi, questo è il cambio di mister Shortino. Lanza, Lucchese, ex Palermo calcio 5 ma anche Merlo, Lanza da fuori, Fiora molto bravo, poi palla finisce in calcio d'angolo, nel frattempo si scalda Gennaro che farà il suo ingresso forse per La Fiora tra qualche minuto, vedremo, sono già la 16:30, Lucchese da fuori dal campo, blocca non benissimo, Lucchese sotto gli sguardi del pubblico presente oggi in grande quantità, voltaggio, Lanza, c'è ancora voltaggio, Lanza fa tutto, solo va sul destro, Lanza che invece la prende, poi su Sean, palla che non esce fuori, tacco di Sujan, va giù, Chimici sceglie l'interno del campo, va sul destro, ma lui è mancino di piede, La Fiura,
Sujan, la Fiora alla brutta, poi fuori la Fiora, dentro Gennaro, questo è il cambio, vediamo come si comporterà con la numero 22, sarà rimessa con Sujan, non vede nessuno, trova Gennaro, voltaggio, bravo qui con il petto, voltaggio, sceglie l'interno, una bella giocata del 22, questo scontro tra due giocatori che hanno la stessa maglietta, o meglio il numero chiaramente. Lucchese con Sujan che fa un po' da tergicristallo, lanza forse il più attivo dei suoi in questo momento, insieme a Presi Giacomo. Voltaggio, dà fastidio Gennaro, ma lui riesce comunque a seguire i compagni. Poi nel frattempo sta per entrare Gumina, forse per voltaggio. Doppio passo, grande giocata, Lucchese. E con Gumina potrebbe giocare appunto lo stesso 21 come centrale, o anche Lucchese volendo potrebbe giocarci. Gennaro, il strapotere fisico, voltaggio con cartellino giallo. Gennaro gli aveva rubato il pallone, poi lo ha tenuto ed è calcio di punizione. Fuori voltaggio dentro Gumina, si è un po' sfortunato perché stava per uscire ovviamente e nella sua ultima azione si è anche beccato questo cartellino. E sarà quindi terzo fallo e andrà Chinnici a battere questo calcio di punizione. Minuto 15, siamo arrivati ormai alla metà della prima frazione di gioco. Molto bene la partita, 0-0, ma non fatevi ingannare il risultato perché è veramente una gran bella partita. Sujan, avanza per il passaggio di Gennaro, adesso libera Lorenzo Chinnici, controllanza, sceglie l'interno, Chinnici per la giocata, mette il per Gennaro, domina, molto bravo Sujan, finta e non rischia nulla perché torna da Agostino Raccampo. Chinnici, palla lunga per Gennaro con Gumina, poi calcio e Costanzo come sempre prende anche questa. Sarà quindi calcio d'angolo con Sujan. Sujan, palla per Pisani, Gennaro, poi Sujan la tocca. Adesso è in campo anche Ganci. Viene chiamato no il time out alla prossima chiaramente. Ganci al posto di Turi Prestigiacomo, questa è la scelta di mister Shortino, di mettere l'esperienza del numero 9 del primo capitano, uno dei superstiti chiaramente della Serie D. Sujan lotta, poi Gennaro aiuta, non buoni pallone due, Gennaro, Sujan, Giocatori Costanzo e 0-0 il numero 8 sul pallone di Gumina insieme a Gennaro e segna proprio Sujan. Un grande gol è quello di Ali Sujan, adesso lascia anche il campo dentro Nicchia. Gumina a Lonci in campo al posto di Lanza, quindi tanti cambi, poi fuori anche Pisani, dentro vediamo chi, Nazareno Franco, Raccampo va a lungo, testa di Gumina, Chinnici qui sbaglia perché aspetta un po' troppo sulla pressione di Ganci, che effettivamente è un giocatore con tanta esperienza. Ecco il 10, Ganci lo sta fronteggiando. Franco, Chinnici, 1-2 che funziona, Franco è scivolata di Gumina, molto bene qui Gumina che sta sostituendo Voltaggio. Chinnici in mezzo a due, forse c'è un fallo, si continua, poi Franco svirgola il tiro, ma forse c'era un calcio di punizione perché Chinnici ha preso una botta sul naso e in mezzo a due probabilmente ci stava anche.
Nel frattempo pronto un cambio con Lopez per Chinnici, probabilmente dentro un Lorenzo, fuori un altro. E si ritorna dunque con Costanzo per Gumina, adesso Alongi. E dunque Lopez contro Ganci sarà la giocata che cercherà probabilmente il Pioppo con l'appoggio proprio dalle parti del capitano numero 9 Lucchese. Ganci con la testa molto molto bravo, perché qui mette un po' di calma. Gumina per Lopez che anticipa Ganci. Alongi, Gumina, la tocca Nicchia che rischia un po', poi Lopez spazza. Adesso un po' di paura per il Palermo, perché il Pioppo fa tanta paura. Tanto Alongi Maggio non c'è nulla chiaramente. Lucchese, Gennaro lotta. Ganci, Lopez apre da Franco, poi sbaglia il passaggio. Gumina con una gran bella giocata. Ganci, Franco, non ti tocca cosa di Ganci. Perché time out, dunque possesso per il rosanero. E dunque time out quando siamo arrivati al minuto 20 di gioco. Una gran bella partita al momento. Sicuramente sugli spalti vediamo due tifoserie meravigliose. Al momento il gol di Sujon, che l'avevamo anche detto, era parecchio in forma, lo è stato soprattutto nei match contro Favignana e soprattutto nel primo tempo contro Cecina Futsal. Poi un po' meno nel secondo, con qualche errore di troppo, però è un giocatore che se recuperato al 100% può essere veramente tanto importante per Rosanero, e lo sa mister Gentile, perché comunque si fida ciecamente di lui. Nel frattempo si riscalda, ancora qualcuno si riscalda. Ciolino, che forse potrebbe entrare al posto di Ganci, però vediamo. Andrà Franco indietro da Lopez. Nicchia per Gennaro, buon lavoro, palla in mezzo, Nicchia! E Costanzo ha preso pure questa, che portiere! Andrà Nicchia a battere il calcio d'angolo, lui che si è trovato dinanzi a sua maestà Tony Costanzo. Gennaro poi al volo ci ha provato, era difficile. Ganci con Lopez, qui raccaudo. Nicchia, Lopez, Franco chiama Gennaro, non deve rischiare nulla al 22, infatti va lungo un po' troppo, tocca Franco con un colpo di testa ma praticamente inutile. Lucchese, Alongi, velo in realtà corretto da parte di Alongi. Gumina però non si è inteso col compagno. Franco va sul destro, salta Lucchese, calcio di punizione. Qui è un po' una spina nel fianco Nazareno Franco. Fuori Lopez, dentro Chinnici, questa è la scelta. Dentro anche Ciolino per Lucchese, non per Ganci. Si riscalda nel frattempo Voltaggio, ma anche Ferrara. Sarà calcio di punizione con Franco. Vediamo qui Ganci a parlare con Costanzo, dice come mi devo mettere in barriera, cosa si stacca, e infatti fa proprio questo, soltanto Alongi in barriera. Andrà Franco, schema per Chinnici, Costanzo! Cosa ha preso? Nicchia vuole girarsi, calcio d'angolo. Dicevamo Costanzo era nella top 3, forse il mio portiere della categoria. Credo che al minuto 23 di questo pomeriggio possiamo dire è il mio portiere della categoria, e credo che nessuno possa dire nulla
controbattere, ecco, diciamo così. Poi Chinnici si coordina male, il raccampo in anticipo, molto bravo, domina Gennaro, ruba il pallone, Gennaro, Costanzo ancora, questa forse era un po' più semplice rispetto alle altre. Franco sul destro, può cacciare il limite, poi allonge veloce, lo sa Chinnici, infatti a Giova si continua, Franco allarga, nicchia dentro per Gennaro, Costanzo le sta prendendo tutte. Franco sul destro, calcio, deviazione palo, e poi il mister Ciortino chiama un time out perché qualcosa non sta funzionando dai suoi. Al momento risultato di 1-0, come potete benissimo vedere sulla nostra telecronaca. Nel frattempo Costanzo abbiamo capito un po' il virgolettato perché ha detto non stiamo giocando. Nel frattempo Ganci con Chinnici, qualcosa vorrei dire. Anche Prestigiacomo parla con la Fiura, però non capivo il motivo. E insomma che i ritmi e che diciamo il carattere fosse alle stelle questo pomeriggio un po' ce l'aspettavamo, diciamo così, un po' ce l'aspettavamo perché quando si affrontano queste due squadre non è mai soltanto una gara di calcio, è una gara un po' su tutto, perché quando sono due squadre così forti e che meritano tanto, che meritano sicuramente il primato in tutto, è normale che poi arrivino a scontrarsi anche extracampo, chiaramente nei limiti di tutto. Insomma, è una partita molto molto bella. Voltaggio che è rientra Voltaggio per Regumina e quindi un po' più di ordine forse in campo. Ganci, Chinnici, Pisani lo aiuta, buono qui il lavoro di Pisani, deve in campo anche la Fiura, Pisani avanza, secondo Franco! Ma che giocata di Antonio Pisani! E poi Franco segna ma non esulta perché la persona corretta e fa 2-0. Una palla eccezionale di Antonio Pisani che corre, prima recupera il pallone e poi inventa un assist così di 2-0. Questa volta non ha potuto fare veramente nulla al portiere. Chinnici si riparte, Chinnici, Costanzo ancora, che parata, ha voluto una giocata solitaria Chinnici qui. Pisani un po' scivola, poi Chinnici l'occasione in anticipo, poi Ciolino, Pisani, Franco, Chinnici. Voltaggio rischia tanto ma fa una gran bella giocata, poi Ganci è veloce, Ganci! E poi Chinnici si frappone, la carica da parte del capitano che vuole sicuramente cambiare quello che non sta funzionando questo pomeriggio. Ganci molto largo, Pisani va ancora giù, poi Franco ruba il pallone, Pisani con la sola la porta avanti, Pisani che giocata e allarga, era giusta ma la Fiura non si era mosso. Ferrara punta Pisani male, rimessa dal fondo con forse Franco che potrebbe lasciare il campo, vediamo. Chinnici rischia tanto, Ganci di testa, sarà rimessa laterale dentro Turi, Prestigiacomo fuori Ganci, adesso si è ripreso quel posto, il trono Turi Prestigiacomo che sappiamo quanto è pericoloso. Voltaggio scivola di Franco, il il pallone dentro, Costanzo col petto, Franco! E qui la Fiora vola del pallone però. Costanzo per Prestigiacomo con l'addome, col fianco, forse Chinnici, poi Ferrara, non salta Chinnici, poi Pisani, rimpallo, Franco allontano. Fuori Franco dentro su Gianni, questo è il cambio. Su Gianni in anticipo, Ferrara molto bravo qui. Ferrara va sul sinistro, Pisani, poi fallo precedente, la Fiora dice ok, tutto giusto.
Voltaggio batte subito Ferrara, rimpalla, l'ultimo tocco è suo, forse, e infatti è rosanero. Come può accendersi? Da Chinnici. Chinnici, la Fiura si gira su Voltaggio, tacco, sbaglia per il capitano. Poi Voltaggio su Jean. Pisani in mezzo a due, vuole passare, forse tenuto. E Ferrara salta uno, salta due, non il terzo. Ciolino lascia Prestigiacomo. Voltaggio avanza. Voltaggio, poi la Fiora non si fa saltare, poi capisce che è più lento e decide di tornare dietro su Gianne, fallo di Ciolino. Entra Lanza al posto di Ciolino. Nuovo cambio, fuori Ciolino, dentro Lanza, dovrebbero essere 4 i falli, anzi forse 5 però, no, dovrebbero essere 4. Anzi no, è il quinto, quindi al prossimo sarà tiro libero, ma manca veramente poco tempo, quindi un po' difficile ipotizzare che ci sia un tiro libero. Pisani, palla lunga per Sujanne, poi Ferrara, bravo qui a non rischiare nulla. Lui è stato testato negli ultimi giorni in realtà dal Pioppo. Sujanne, Cercare la Fiura. palla sulla Fiura, direttamente da Costanzo. Lanza, può avanzare il 27, Voltaggio, palla al centro, Ferrara e Sujanne. Oggi è concentratissimo il numero 8. Da Ferrara, Voltaggio, Lanza, Voltaggio, mezza a due su Gianne a pressare alto, poi palla che passa Ferrara e poi esterno la rete, ma è un brivido gigantesco per il Palermo Futsal Club, con Ferrara che è stato molto molto bravo a fare valere il fisico. La Fiora gancia non perfetto, poi Pisani, la Fiura, Cinici si inserisce, fa di ritorno, Chinnici finta e poi mezzo a tre, non può far nulla, era difficilissimo. Voltaggio vuole girarsi, Chinnici ruba il pallone, la tiene ancora lì, poi Prestigiacomo, il fallo di Chinnici. Fallo in attacco. Poi chiama Ferrara all'appello. Gioco fermo, poi Chinnici parla col dittatore di gara. Voltaggio dice andate tutti in alto perché forse ci sarà un lancio. Mancano 30 secondi alla fine del primo tempo, 2-0 risultato. Signore Sparacello fa cenno di riprendere il gioco. Costanzo dopo il passaggio di Voltaggio, rilancio lungo, Pisani col petto, molto molto bene. La Fiura si autolancia, salta Voltaggio, mette dentro Pisani e poi il palo di Pisani, sembrava quasi fuori. Prestigiacomo contropiede, attacca Lanza, avanza su John, ennesimo recupero provvidenziale dell'8. Che partita! Lanza per Voltaggio, forse l'ultima azione. Voltaggio apparecchia, Ferrara da fuori, Pisani, ma siamo già oltre di 30 secondi almeno, quindi forse l'ultima adesso. Lanza, Ancora Lanza, prova ad accendersi, ancora Lanza. sul fondo e si continua a giocare. Palla per Prestigiacomo. Prestigiacomo rischia sulla pressione su John. Voltaggio. Poi aggiù su John, Prestigiacomo di ritorno, Voltaggio sbagliato il passaggio, poi Lanza su John, la Fiura, fallo dell'8. Che giocata di Roberto Lanza.
Dove si accendono. Poi un po' di spinte. Insomma c'è un po' di confusione. C'è intanto un rosso. Rosso per Calì. Rosso per Calì e rosso. Rosso per Calì. E basta, credo. Quindi soltanto Peppe Calì è stato espulso. Palermo. Però giallo per Sujon e giallo per Lanza. Questa è una brutta notizia perché Calì è espulso. Poi Lopez e Ganci un po' si chiariscono. Però c'è ancora tempo da giocare. È venuto 34. Credevamo che fossimo arrivati un po' alla fine, ma così non è. Nel tempo presti Giacomo con Chinnici. Chinnici non deve cadere però alle provocazioni del 10 avversario. 34 e 30 secondi, ma c'è ancora tempo da giocare in questo pomeriggio bellissimo di calcio, di futsal, con due formazioni che vale la pena ricordare, meriterebbero altre categorie e chiaramente superiori, non inferiori. Poi batti 5 tra Sujon e Presi Giacomo, questo è il calcio che vogliamo vedere chiaramente. Tempo Raccampo dice a Sujon di mettersi in barriera. Questa volta dovrebbe essere l'ultima azione, lo diciamo ormai da diversi minuti, ma senza avere ragione. Vediamo se effettivamente sarà l'ultima occasione di questa partita o se invece ci sarà qualcos'altro da giocare. Nel frattempo attenzione alla posizione di voltaggio che potrebbe essere servita. L'ultima azione parte. Lanza addosso alla Fiura, va sul destro, Lanza! Chinnici, poi la Fiura e va bene così, finisce il primo tempo, risultato di 2-0 al primo giro di questa partita, una gara veramente molto divertente con le reti di Sujon e Nazareno Franco, quest'ultimo un ex. Nel frattempo noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi perché qui il secondo tempo della sfida tra Palermo Futsal Club e Piopo. A dopo! Lo Sportisili a mister Boncore. I suoi ragazzi hanno messo grande impegno e grande determinazione soprattutto nella prima parte del primo tempo in cui sono riusciti anche a mettere sotto gli avversari fino al momento dell'Eurogol che ha sbloccato il match e che ha messo la situazione in discesa per gli ospiti. Però grande prestazione dei suoi ragazzi. Sì, io nonostante si guarda il risultato sono contento della prestazione dei ragazzi. Oggi naturalmente incontravamo la prima della classe, dove c'era tanta qualità dall'altro lato, e io ho un gruppo di ragazzi che stiamo facendo un percorso di crescita e vedo una crescita costante nel lavoro e tutto. Oggi, nonostante il risultato, esco forte di questa prestazione che ci serve per affrontare il futuro, e io penso che lavorando così come lavorano questi ragazzi durante la settimana e la domenica con queste prestazioni, io penso che sarà duro incontrarci per gli altri. I risultati sono sfavorevoli, però è obiettivo che la squadra non molla in nessuna partita e vende sempre cara la pelle. Sì, c'è una squadra giovane, una squadra, figurati che oggi vedere un 2008 in porta che forse in tutta Italia in eccellenza non esiste, è anche un motivo di orgoglio mio e di questi ragazzi per come lavorano durante la settimana. Sapevamo che avevamo di fronte, con tanta umiltà abbiamo affrontato l'Atletico e niente, infatti ho elogiato i ragazzi là dentro e siamo convinti della prestazione che è stata. Miglioriamo di partita in partita, solo che non c'è più tempo, adesso abbiamo bisogno di fare punti. Sì, come abbiamo detto alla vigilia, ovviamente era importante ripartire bene, ripartire con voglia, ripartire con
con fame di ritornare alla vittoria. Credo che comunque la prestazione è stata condita pure da questo, perché alla fine, sai, è facile dire la prima contro l'ultima, ma credo che il Laskari ha giocato la sua onesta partita, ci ha messo tutto. Queste gare devi essere bravo a farle diventare facili. Ci siamo riusciti dopo il vantaggio, dopo il gol dell'1-0, non ci siamo abbassati, abbiamo giocato sempre nella loro metà campo e questo comunque è frutto di determinazione e di voglia. E adesso bisogna continuare a guardarsi bene alle spalle dagli attacchi del Gela che non perde colpi. No, noi dobbiamo guardare a noi stessi. Domenica abbiamo questa partita e si sa, il campionato non deve guardare mai dietro, ma deve guardare sempre gara dopo gara. Domenica ci sarà questa partita che affronteremo come abbiamo affrontato tutte le altre, quindi né più né meno. Dobbiamo mettere tutto quello che mettiamo sempre tutte le partite e poi tireremo le somme. Adesso concederà un giorno di riposo ai suoi o sarà subito testa alla prossima partita della domani? Non c'è da cambiare nulla. Domani i ragazzi hanno un giorno di riposo, riprenderemo martedì come sempre abbiamo fatto, come facciamo tutte le settimane, quindi non c'è da cambiare nulla e c'è solo da continuare a fare quello che stiamo facendo. Quindi poi ovviamente, ti ripeto, se tutto quello che fai lo fai bene, lo fai nel modo migliore, i frutti e i risultati arrivano. Benvenuto a Roberto Crivello. Dunque, l'esperienza di Roberto Crivello al servizio dell'Athletic Club Palermo. Anche grazie a te la tua squadra è riuscita ad arginare tutte le manovre offensive dell'Ascari e ha portato a casa una vittoria meritata attraverso una prestazione concreta, riuscendo a ottenere il massimo risultato col minimo sforzo. Grazie intanto, sì, siamo contenti, abbiamo preparato la partita molto bene in settimana e queste partite le devi sbloccare, siamo stati bravi e fortunati a sbloccarla subito e quindi poi la partita è andata in discesa. Continua il testa a testa col Città di Gela, 0-3 vince l'Athletic, 3-0 risponde il Città di Gela. Sembra un duello che durerà fino al termine di questa stagione. Sì, sicuramente durerà fino alla fine e poi vedremo chi sarà più forte. E adesso, in vista della prossima sfida, la squadra deve caricarsi al massimo per raggiungere una vittoria che potrebbe fungere da spartiacque in vista del momento decisivo per questa stagione. Sì, noi adesso ci riposiamo e poi da martedì pensiamo al Gela, però il campionato non finisce domenica, sicuramente sarà una partita importantissima dove tutte e due le squadre vorranno vincere, però ripeto, il campionato non finirà domenica. Non abbiamo approcciato la partita per niente bene, come d'altronde col Casteldaccio al primo tempo. Si è messa male, poi abbiamo avuto comunque una reazione all'inizio del secondo tempo, l'abbiamo pareggiata, poi abbiamo fatto degli errori individuali clamorosi che ci siamo consegnati alla Parmonval. Chiaramente la Parmonval era ben messa in campo, ha fatto la partita che doveva fare, ha meritato la vittoria pienamente. Noi ci siamo auto uccisi oggi e abbiamo fatto delle cose che non ce le possiamo permettere ed è un peccato perché in 2 partite in casa raccogliamo solo un punto e c'è molto dispiacere. La reazione c'è stata e pensavo che poi la potessimo vincere la partita, però abbiamo fatto un errore individuale. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida di Coppa tra Palermo Futsal Club, squadra di casa, e Pioppo Futsal, ospiti. Vediamo in campo Toni Costanzo, Gumina, Prestigiacomo, Voltaggio e Alongi, Gennaro, Franco, Chinnici, Pisani e Raccampo invece gli altri 5. Si attende il fischio, il signor Davide Sparacello. Nel frattempo si muove Fabio D'Alessandria, mister di oggi, però poi abbiamo Franco da un lato, dall'altro lato non so perché però. E sono in porta a Raccampo. Sta per l'acqua, era per l'acqua. Quindi in seconda partita è stato espulso. un momento di pausa perché bisogna. La lite finale è stato espulso. Poi cade anche l'acqua, insomma. Mentre scena comica cade l'acqua.
Il DS Fabio D'Alessandria, sempre una persona eccezionale, prendi anche l'acqua, fa tutto in questa squadra praticamente. È un po' il tuttofare come il team manager Filippo Alario, che oggi invece è un po' capoltrà. Nel frattempo si torna in campo con il direttore del signor Sparacello, che adesso credo che tra poco fischierà. Questa partita fantastica, perché sono due squadre che militano nelle zone alte, anzi nelle... Fischietto in bocca e può iniziare il secondo tempo. In Serie C1 e stiamo assistendo a una grande partita, ma Sta puntando le ultimissime cose. Vedete quel Pioppo anche con il pubblico cerca di caricare i suoi per rimontare questa gara. di campionato arrivare con il morale alto, anche per E adesso guarda anche il cronometro. anche se si è al palla d'opposto, ma tornare C'è qualche problema però, non si è capito molto bene. Forse le luci, vediamo se magari il problema sono le luci, perché... E infatti sta accendendo le luci, insomma, un po' di esperienza ormai in questi anni delle cronache ce la siamo fatta. E avevamo capito che fosse per le luci. E difatti inizia anche il secondo tempo. Chinnici, palla lunga su Gennaro, Gumina molto bene in anticipo. Voltaggio che si è spostato come laterale, Pisani la tocca, la sporca come può. Gumina, non c'è l'ansia in questo secondo tempo. Voltaggio, palla scucchiaiata, che fallo di Pisani, tocco con il braccio. Si chiedeva anche il cartellino giallo, ma non c'è nulla. Mentre si accendono fumogeni, Andrà Gumina a battere. E sarà uno schema. Forse uno schema. Prestigiamo si mette davanti, era a campo, va Gumina! E poi la deviazione forse di Prestigiacomo. E credo di sì, perché non è calcio d'angolo, ma è rimesso dal fondo. Insomma, pericolosissimo il Pioppo Fuzza. Chinnici, Pisani, rinvio. Adesso c'è un po' di paura e baricentro che si alza per gli ospiti. Gumina, Alongi, voltaggio, calcio delizioso, scivola Pisani, poi Gumina, ancora voltaggio con Pisani, lo salta, va centralmente Pisani, molto bravo, poi si può lanciare Pisani, allarga per Franco, la controlla Franco, va sul destro, Franco, scivolata di Alongi, poi Pisani con la punta. Gumina, si fa vedere Prestigiacomo, pressione altissima di Chinnici che ruba anche il pallone, poi Gumina cambia gioco con il voltaggio che non può far nulla, era molto complicato anche preso in contro. Franco, Gennaro, guarda Pisani, adesso cerca Gennaro la partita, difende il pallone, che ha avuto anche qualche occasione da gol, però sbagliata. Occhio a Franco, recupera di Voltaggio molto bene, poi Prestigiacomo, voltaggio, finta e controfinta, sempre molto molto elegante nei suoi movimenti. Gumina, Gennaro tocca, ma non basta. Prestigiacomo che si abbassa. Prestigiacomo, Gumina messo un po' in difficoltà, palla in campo, poi passa Alongi, bello quel passaggio. Prestigiacomo sul mancino, apparecchia per Umberto Voltaggio con le finte, ma non passa contro Franco. È un contropiede, c'è Gumina, Franco, Costanzo, però poteva fare di più qui Franco, doveva passarlo. Miracolo del numero 1. Chinnici, Pisani, poi Franco, fallo di Voltaggio, non c'è nulla però. Qualche dubbio, poi Gennaro gli sradica il pallone, Gennaro, Franco, alza, secondo palo Gennaro, Costanzo, poi Pisani ancora, Costanzo con Voltaggio, ma forse l'ha parata pure Gennaro.
e il Palermo sta flirtando con il terzo gol, ma non riesce a farlo perché grande merito va dato chiaramente al portierone che oggi sta vestendo la maglia del Pioppo, che è Toni Costanzo, ma credo che presentazioni non ne avete bisogno. Poi Chinnici si era inserito benissimo, poi ha calciato molto molto male, insomma un tiro veramente da dimenticare per Chinnici. Chinnici fronteggia Voltaggio che poi serve a Longi, Presti, Giacomo lascia ancora correre, palla in verticale a Longi, calcia e poi Raccampo dopo il tocco di Chinnici, questo un po' in difficoltà, pressione di Presti, Giacomo sbaglia, Voltaggio ancora Presti, Giacomo, Voltaggio, tocco morbidissimo ed è 2-1, errore che di Raccampo. Il campo a Futsal con Voltaggio, ma che azione del numero 10, Turi Prestigiacomo, il tutto a fare. Qui errore da parte di Raccampo che ha servito Chinnici che era messo un po' in difficoltà, ha dovuto improvvisare un dribbling di Prestigiacomo, non è andato bene e sul quasi 3-0 Palermo arriva il gol del Pioppo che lo riapre, ma giù Gennaro forse ci stava. Giù Gennaro che esultava qui, lentissima. tempo, guardate le facce di Turi Prestigiacomo, molto molto carico, sente tanto la partita, lui che è un grande giocatore, ha fatto un assist meraviglioso perché da lì chiunque avrebbe calciato, lui invece ha fatto l'assist e la scelta è stata corretta. Su Voltaggio restituirà sicuramente il pallone ai rosonero perché è stato gettato fuori da Pisani. Al Palermo Futsal. E infatti Mamma mia, Turi Prestigiacomo non è un pivot, non è neanche un giocatore di calcio, è un tuttofare. Gennaro lotta col fisico alla meglio, mette dentro, sbaglia il passaggio, Presti, Giacomo, poi Franco, Longi e Chinnici, Pisani. Sbaglia la misura del passaggio. Vai il passaggio, c'è comunque riprese su Gennaro va sul sinistro, domina molto, però rimane in piedi fino all'ultimo. Longi salta il primo, salta anche il secondo, poi si allunga il pallone, Chinnici, Franco, contropiede, Franco, salta Voltaggio, poi Gennaro, Costanzo! E vuole la rimessa, ma è calcio d'angolo, qui Franco ha fatto un dribbling di troppo su Voltaggio, deve passare un pochetto più il pallone però Franco, perché oggi non sempre lo sta servendo i compagni. Pisani sbaglia, Voltaggio, poi Chinnici, Gennaro, Raccampo, dentro la Fiura, fuori, Gennaro, Comina, la Fiura, tocca il pallone, poi Pisani, la Fiura di ritorno, Pisani, tacco, era geniale, poi Costanzo se la ritrova lì, molto molto bravo Toni Costanzo. Insomma, dicevamo se il cambiare di Chinnici, dicevamo se il cambiare guanti per Costanzo fosse stata una cosa corretta o meno, crediamo di sì perché ha fatto tante parate. Fallo quindi di Chinnici su Prestigio, come è stato fuori Voltaggio dentro Lanza. Poi Costanzo carica Lanza che immagini spettacolari e Longi batterà sotto gli sguardi delle Pioppo Futsal, dei tifosi del Pioppo Futsal, con dei fumogeni come sempre meravigliosi, ma non è la prima volta che li conosciamo, abbiamo commentati tante e tante volte e di conseguenza un po' siamo a conoscenza. Occhio al numero 3, però bisogna forse aspettare un po' perché al momento non si vede niente. Prestigiacomo con Raccampo a parlare, Raccampo senza paura. Bisogna aspettare che forse un po' la visibilità torni. Tempo anche Costanzo qui a caricare ancora i suoi, è sicuramente il man of the match, credo che dubbi non ce ne siano, il migliore in campo, senza se senza ma. Nel frattempo Raccampo si allontana un po' dalla porta, un attimo a bere. Cumina dice si vede, però insomma non è propriamente chiarissima quella parte di campo.
punizione con Roberto Lanza. 2-1 risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Punto di battuta. Si vede, ma c'è. Si vede molto male. Lanza, Raccampo! La vede all'ultimo. Che parata di Raccampo. Forse anche per i fumogeni l'ha visto all'ultimo. Occhio adesso a Gumina. Gumina. Gumina palla per Lanza, che deve indietreggiare per il prestito di Franco. Gumina palla. Gran bel tiro di Lanza. Prestiggiacomo. Sani di fisico. Raccampo sbaglia. Lanza di testa. Però sui piedi di La Fiora e quindi Pisani, palla lunghissima, cercare Franco. Gumina, grande partita di Gumina oggi. Chinnici, Prestiggiacomo, Lanza e il rimpallo favorisce Lanza a campo sul primo. Si è acceso Roberto Lanza. Qui Prestiggiacomo chiedeva un calcio di punizione. Gumina calcia di punta, poi Franco riesce a intercettare del contropiede. Franco è veloce, Franco va sul destro, Franco si allarga forse un po' troppo. Alongi bravissimo, fa cenno a Franco di alzarsi subito. Poi riparte lui, occhio ad Alongi. Alongi È un 3 contro 1 con Pisani, lo conosce Pisani. Adesso sì che si vede anche molto bene quella zona di campo. Ci pensavo moltissimo. Costanzo, Lanza, Gumina, c'è largo Alongi che è entrato. Lanza aspetta, Lanza centrale, Alongi. bravo qui. Oggi il fallo di fiducia. Anche il fallo che viene Ma subito Prestiggiacomo, Lanza, tutto in campo che su John per Franco. Non partita positivissima, su John ruba il pallone molto bene. La Fiora, un conto vede un 3 contro 2. La Fiora, La Fiora, Gumina, ma c'è su John libero. Adesso un po' troppo egoismo per il Palermo Futsal Club, che questi 3 contro 2 non li sta sfruttando praticamente mai, calciando da solo. Calcio d'angolo su John a battere. La Fiora va in mezzo, si libera Chinnici, diceva adesso Chinnici, nessuna deviazione. Costanzo allunghissimo per Lanza, Chinnici, e poi l'autogol incredibile di Chinnici con Prestiggiacomo che esulta, forse un po', infatti anche giallo. 2-2 per il Pioppo Futsal. Molto sfortunato Chinnici, non bellissimo il gesto di Prestiggiacomo. È stato un Eurogol. Chinnici fa una deviazione molto sfortunata, 2-2. Un Eurogol. Ma il Pioppo Futsal ringrazia 2-2 e adesso è tutta un'altra partita. I ganci a Sono parlare. rimesse le cose di nuovo sul livello del mare. E adesso la fila sul punto di battuta, si attende il fischio a parte il signor Sparacello, 2-2 la gara. Una gran bella partita, veramente non ci stiamo annoiando, che match. Però possiamo dire, un po' ce l'aspettavamo che questa partita fosse così bella. Chinnici sta facendo un partitone. Chinnici del Palermo. allarga verso la Fiora, Gumina molto bene. Lanza contro Pisani, tunnel, palla che passa. Non passa però Lanza. Meglio, passa Lanza, non passa il pallone. La Fiora. Alla fuori. Lucchese, tutto in campo. Posto di Alongi, sta giocando bene in realtà. Prestiggiacomo. Troppe occasioni sprecate per il Palermo e il Pioppo ne ha ripresi 2 di gol, nonostante le tantissime occasioni per fare anche il terzo gol. Il Pioppo non muore mai, si sa. Quando importa anche un portiere come Costanzo, che è difficile segnare. Prestiggiacomo, palla che passa, Lanza, Pisani, mezzo a 2, Chinnici lotta, ruba il pallone, Chinnici avanza, Chinnici apparecchia su John, la controlla! E poi Lucchese fa un miracolo, perché qui Costanzo non so se ci sarebbe arrivato. E poi rimessa, non calcio d'angolo, ma è una battuta simile. Calcia ancora, ribatte nuovamente Lucchese, scontro tra i due. Numero 8, numero 30. Chinnici con le
una giocata delle sue. La Fiura, finta, la Fiura prende male la porta. Si prende male il pallone, la porta non la prende completamente. Pisani, grande partita totale di Pisani, e poi apre, sbaglia il passaggio verso su John, lanza, poi scivola un po'. Lucchese, Prestigiacomo prende anche questa, palla incollata. Anche se Cotto è un mostro. Gumina, Prestigiacomo, è il Cotto. poi Lucchese, Prestigiacomo, lanza. Ma sto giù Lucchese, scontro con Sujan. Dentro Voltaggio, fuori Prestigiacomo, questo è il cambio, quindi del Pioppo. Dentro anche Majorana nel frattempo. Giocherà lì davanti. Quindi fuori anche Gumina, con Majorana che va a giocare da pivot. La Fiora restituisce il pallone come in precedenza Voltaggio, gara con ritmi molto alti, contrasti duri, però sempre anche molto corretta. Majorana con il petto, porta dietro, scambia con Lucchese, sceglie l'interno. Voltaggio, tacco, lanza, palla in verticale, Majorana! Qui stava per fare un gol impressionante. A campo, vuole il rilancio lungo, lanza. La Fiura rompa la palla, che qualità da parte del capitano, che poi serve su John. Maggio, non c'è nulla, si continua, lanza. Apre, Lucchese, la coda, Lucchese, palo interno, poi da campo, che guarda qui, forse si dovrebbe anche mettere la palla. Ed è mano, calcio di rigore per ora a campo. Allora, Lucchese sta protestando, quindi non dovrebbe essere rigore, però ha preso la faccia di Raccampo, un colpo chiaramente involontario, però il gioco va fermato subito quando si tratta della faccia. Raccampo quando si tocca la faccia in ogni qualsiasi manifestazione va fermato immediatamente il gioco, lo dice non il telecronista, lo dice il regolamento, e quindi gioco fermo con il Raccampo. Adesso mette un po' d'acqua sul viso il signor Sparacelo, che ha fermato il gioco. Non so del Pioppo stesse continuando a giocare, però vediamo qualche cambio. Fuori dentro Franco, una grande partita per Pisani. Franco in realtà ha fatto gol, però qualche errore di troppo, si poco lucido il 14, invece decisamente da segnare la partita di Pisani. Intanto dentro anche Gennaro per la Fiura, che non sta brillando particolarmente il capitano. Lucchese, Majorana si gira, calcia, Chinnici in pieno, poi Voltaggio, Gennaro ancora col fisico, Costanzo, palla sempre magica. Costanzo non è soltanto un portiere bravo con le mani, ma lui anche con i piedi, insomma un portiere completo. Gennaro col tacco, su Jean, allarga, Franco può rientrare, sceglie il destro, Franco, che Majorana lo capisce. Franco, Chinnici, Gennaro, in mezzo a due, cerca uno dei suoi palloni senza guardare, ma era veramente difficile. Ci sta però anche una deviazione, non avevamo notato questa deviazione in realtà. Poi Soggio! Cosa ha inventato? Ale Soggione col mancino sotto l'incrocio dei pali, non può nulla Toni Costanzo, ma cosa ha inventato Soggione con la 8, 3-2. Impressionante dove l'ha messa Soggione, e noi l'avevamo effettivamente detto, Soggione era in partita, lo stava dimostrando, e adesso con questo gol fa vedere a tutti che Soggione è tornato, indossa la maglia numero 8 e difende i colori rosa-nero. Intanto cambio dentro nicchia, fuori proprio Soggione.
vantaggio di mano, però fallo di Gennaro. Poteva arrivare per il pioppo Futsal. Lucchese. Lanza contro Nicchia, è veloce, va giù. Lanza ancora, fallo su Nicchia. Però a campo davanti chiuso. Adesso credo che Lanza lo punterà un po' spesso durante questa partita, perché Nicchia è un giocatore molto bravo offensivamente. Nicchia aggancia, Nicchia Costanzo, dicevamo molto forte tecnicamente, forse un po' difensivamente deve migliorare, un ragazzo molto giovane. Nicchia si riparte, contropiede Franco, secondo palo, Gennaro non arriva. Poi Chinnici chiede un fallo. Lanza, voltaggio, Lucchese. Lanza, punta Chinnici, decide che non è una scelta giusta, infatti va da Lucchese. Lanza, voltaggio, Lucchese. Lanza, bello qui l'aggancio, vuole l'interno, Lanza, raccampo, poi conclusione di Lucchese. Ma che parola di Agostino Raccampo, ma che giocata di Lanza, perché qui rientra col destro, sembrava essere chiuso, fa un altro passo, scarica un destro bellissimo. Gennaro contro, poi si trattiene, qui forse ci stava un fallo, poi sbaglia Gennaro, però qui Voltaggio era già ammonito, quindi forse il rosso ci stava. Lucchese, Gennaro. Gennaro avanza, può calciare, apre, Franco, Gennaro, Costanzo ancora, cosa ha preso? Poi Franco è scivolata con Voltaggio, Nicchia ancora, Chinnici apre, lucido, Franco, Costanzo ancora, va giù. E niente, credo che non ci sia bisogno nemmeno di fare un sondaggio per il migliore in campo, è Toni Costanzo, punto, non esistono altri giocatori, su John non ce ne vorrà. Però Costanzo merita tantissimo. Nicchia contro Lanza, salta, Nicchia ancora Costanzo, è un 3 contro 2, Majorana sbaglia il passaggio però, Gennaro va giù con esperienza, le posizioni. Poi Lanza fuori, dentro Alongi, un po' arrabbiato anche per il cambio forse della prestazione, dentro su John, fuori Nicchia. Non sappiamo al momento il conteggio dei falli, cercheremo adesso di darvi anche questa informazione. Sbaglia su John, Majorana, Chinnici in anticipo, Gennaro, Genna si gira, palla fuori, ma come si era girato Gennaro su Voltaggio che un po' la sta soffrendo. Majorana, Longi, Chinnici ancora, mette tutti d'accordo, palla che non passa, Voltaggio, Majorana contro Sujonne, ancora una volta sta cercando di fare tutto, poi a Longi, Gennaro col fisico, strapotere, Chinnici, palla che passa, Voltaggio morbido, a Longi di prima, Majorana, e Lucchese se lo mangia qui tutto, contro Agostino, ma che palla, Gennaro contro Gumina, spara la porta, è da solo, Gumina fa il massimo qui, gran bella copertura, Chinnici sul mancino, Franco, c'è Gennaro in mezzo, non sa che fare, cambia da Sujon che poco fa si è inventato quel gol, quel jolly incredibile. Chinnici va giù, Gennaro, scontro con Alongi però non abbiamo capito il motivo per cui tanto dentro Presti Giacomo per Majorana, dentro anche Ciolino, c'è anche un po' di apprensione, però non abbiamo capito se forse da solo, anzi probabilmente da solo, perché Alongi non lo tocca, dice no ragazzi non l'ho toccato, forse un piccolo e Gennaro addirittura deve lasciare il campo, non riesce, insomma qui c'è tanta preoccupazione per Gabriele Gennaro e sportivamente
subito cambio sportivamente anche gli ospiti qui a dare una mano a Gennaro Ganci. Alongi vi fate dare una pacca a Gennaro, un po' d'acqua. Qui c'è tanta preoccupazione per Gennaro perché da solo ha chiesto il cambio, tutto giù, non poteva respirare, un problema al petto, insomma ci auguriamo che sia tutto ok per Gennaro. Al momento è in piedi, sta bene dentro la Fiura, con Alongi che restituisce il pallone sicuramente, con Egumina che dice dai il pallone, intanto dentro Lopez per Chinnici. Egumina qui con grandissima sportività si becca gli applausi, li sbaglia, intanto Agostino raccampo, Ciolino sul mancino e largo, riesce a passare, Agostino mette dentro Ciolino per presidio con leggersi su John, la tocca, apparecchia, conclusione di Gumina, poi ancora una volta si chiede un fallo forse e Lopez allontana e non è il primo rinvio sbagliato però di raccampo. Si è sceso il lotto, Alongi, centrale, Ciolino, forse anche tunnel su John, non ci siamo accorti bene, ma chiediamo scusa a Ciolino in caso se non l'abbiamo notato. Franco salta, Gumina, poi Costanzo. Mancano 5 minuti, 3-2, questa partita molto molto bella, ma dicevamo, lo sapevamo un po'. La Fiura spalla alla porta, Gumina fa una grande chiusura. Che partita di Gumina, sicuramente uno dei migliori in campo quest'oggi per il Pioppo, non ci sono dubbi. Gumina, grande partita. E occhio perché alimenta dall'altra parte Prestigiacomo, contropiede, lo insegue Franco, torna dietro Ciolino dalle parti di Gumina, c'è uno dei più positivi, Pareto su Prestigiacomo, va giù, non c'è nulla. Franco, la porta lunga, Franco è molto veloce, in mezzo a due, si ferma, sbaglia il passaggio Franco. Quanti errori però per lui oggi. Ciolino spazza con Lopez che è l'ultimo uomo al momento del Palermo Futsal Club. Andrà Lopez a battere. A cercare Franco, la chiusura è quella di Bravo qui Ciolino, poi palla che passa Lopez senza badare allo stile. Ciolino, palla di ritorno, Alongi mette dentro testa di Lopez, stato bene su Gianne, vuole forse il taglio di La Fiura, arriva adesso, Costanzo capisce tutto, poi invece gioca una tocca con l'esterno, non basta. Insomma, Lopez è tutto molto molto bene in questa partita, queste sono un po' le sue partite, dove bisogna lottare. Palla lunga per La Fiura, non può arrivarci però. Palla per Alongi. Può partire il numero 7. Gumina. Ciolino. Gumina. Alongi. Ciolino va su da pivot, quindi palla su Gumina, poi Prestigiacomo ancora Gumina. Allo spazio, Gumina rientra. Gran bella palla, gran bella gara, dicevamo. Anzi no, sbaglia forse il destinatario. Alongi col tacco si tira molto bene, poi Lopez prende anche questa su John, rischia tanto Franco per Lopez, dall'altra parte La Fiura, Lopez tutto solo, rientra, poi sbaglia il passaggio, Alongi scivolata di Franco, che è molto bene in fase difensiva, poi brutto fallo di Gumina, questa volta, cioè, infatti chiede anche scusa. Ed è forse quinto fallo per il Palermo Futsal Club. Dal prossimo dovrebbe essere tiro libero, vediamo se effettivamente è così. Dentro Chinnici, fuori Lopez. Insomma, forse un cambio che non avrei fatto, o meglio, sicuramente avrei fatto entrare Chinnici, ma non avrei levato Lopez, che al momento sta giocando una grande gara. Occhio, perché sul punto di vista ci sono due. Al momento non abbiamo avuto che hanno un gran piede. informazioni se questo è stato il quinto fallo o meno, quindi non dovrebbe essere tiro libero il prossimo, eventuale. Schema, Chinnici, La Fiora si gira, La Fiora! Costanzo ha preso anche questa, ormai veramente non vale più la pena commentarlo, perché è un portiere stratosferico!
su Gian, schema, sbaglia il passaggio, Alongi scivola, poi la Fiura, il rimpallo favorisce ancora Alongi, mette dentro, secondo palo, Ciolino arriva sul secondo, sulla grande azione di Alongi e fa 3-3. 3-3 Biopopuzza! Gran bella azione di Alongi che vola sull'otto di sinistra, mette il secondo palo e Ciolino fa uno dei gol più facili della sua carriera. Poi arriva lì, sono anche bravo lì, non crederci su questo gol e poi a porta vuota. Poi Costanzo chiede più facili del calcio del tempo, non ho capito. a porta vuota. Dentro Pisani per Sujan, 3-3. Tutta una bolgia. Abbiamo qualche problema per Costanzo. Vediamo se è tutto ok, ci auguriamo di sì per uno dei protagonisti, anzi il protagonista assoluto. E se il Pioppo al momento sta pareggiando deve dare grande merito al proprio portiere, perché probabilmente sarebbe stato un altro risultato, forse anche sonoro, mi permetto di dire. Toni Costanzo sta tenendo una squadra in piedi. Sono veramente incredibilmente le parate. Potremmo essere anche 5, 6, anche forse 7-3. Andrà la Fiura a battere. Sono 3 minuti di recupero. Migliore in campo, secondo me. Si riparte quindi Pisani, Ciolino, con la rete del palla lunga che decide si allontana come può, poi Pisani un po' in difficoltà con Voltaggio. Poi non vuole fare fallo Voltaggio, neanche già ammonito. Poi lo aiutano, c'è sempre Prestigiacomo a lottare. Pisani dà forse una rimessa, la guadagna, no, la guadagna. del campionato, arrivare con un morale altissimo. A lungo, regala però a Gumina, poi Franco con Franco, lotta con Voltaggio, poi Gumina si gira benissimo, ma la palla è fuori, ma c'è Luca Cipizzo. De quinto fallo, dove adesso dovrebbero essere entrambe al quinto fallo, quindi potremmo vedere un tiro libero sia da un lato che dall'altro. Andrà Gumina a battere, anche lui uno dei migliori in campo. Costanzo va a lungo, indici di testa, poi Voltaggio alle spalle, vuole una punizione. Voltaggio, palla per Ciolino, che ha realizzato Ciolino per Prestigiacomo, Ciolino per Gumina, Voltaggio punta Pisani, non lo salta, poi Franco la tocca, c'è la Fiura con Ciolino, poi giù, rimessa, tornare subito numero 8. Pisani va morbido, Gumina ancora di testa, Voltaggio allarga da Ciolino, dentro il suo mancino, Ciolino può calciare, Ciolino, Chinnici la tocca, poi Franco rischia tanto, la Fiura, Chinnici, Pisani di prima, la Fiura, c'è Franco in mezzo, non lo aggancia. Che non ha agganciato e forse ha Qui non la tocca Franco, poteva essere un 2 contro 1. Gumina dentro Gennaro per la Fiura per gli ultimi istanti, Prestigiacomo con Pisani che partita e lotta e guadagna ed è calcio per il Palermo, ma non era tiro libero, non era quinto fallo, quindi non è tiro libero. Forse adesso dovrebbe essere, vediamo perché c'è poca chiarezza, quindi credo di no, non è nemmeno vicino al quinto fallo del Palermo. Suciane, Gennaro va a passare, lo fa, Gennaro mette dentro per Pisani, Voltaggio, Pisani, palla rimane lì, Suciane, finte, Suciane, ancora una volta non riesce, poi ruleta, Suciane, che stava combinando Costanzo e in contropiede Prestigiacomo, Voltaggio secondo palo, che mi ci tocca ancora questa volta, però gli va bene, 63, manca forse niente, ultima azione probabilmente. forse sarà l'ultima azione per il proprio Va Voltaggio
legumina e poi va bene così. Finisce il primo atto di Palermo Futsal Club contro Pioppo, gara bellissima, 3-3, è stato veramente uno spettacolo questo pomeriggio. Noi come sempre vi abbiamo raccontato questa partita attraverso il canale di Sportisili. Migliore in campo, Toni Costanzo, pochi dubbi. Noi come sempre vi ringraziamo qui da Marco Genduso, è tutto, alla prossima!